Al nostro TG e sul piano paesaggistico annuncia battaglia, serve alla Sardegna, no a modifiche ideologiche. L'ha intervistato Vasco Pirri Ardizzone. Sono passati 5 anni da quel 16 febbraio 2009 in cui Ugo Cappellacci stravinse le elezioni su Renato Soru e fu proclamato presidente della regione Sardegna. Lo abbiamo intervistato questa mattina. Presidente Cappellacci, 5 anni da presidente della regione Sardegna, la cosa che la rende più orgoglioso? Una delle cose che mi rende più orgoglioso sono le battaglie in nome di un'autonomia nuova e quindi probabilmente le battaglie col governo per ottenere il riconoscimento di diritti naturali. Da ieri Francesco Pigliaro è il suo successore, vuole dargli un consiglio? Ripartire il tempo in modo attento tra gestione dell'emergenza e programmazione del futuro. Le piace la squadra dei cosiddetti professori? Non sono abituato a dare giudizi preconcetti, quindi mi astengo da qualunque tipo di giudizio, sono sotto esame, li vedremo alla prova dei fatti. Pigliaro ha annunciato di voler mettere mano al piano paesaggistico approvato da lei, che ne pensa? Credo che sia un errore, soprattutto quello di voler partire per demolire quello che noi abbiamo fatto. Non commetta l'errore di fare una guerra ideologica, di religione, non pensare al bene comune. Quindi su questo lei farà opposizione, ma in generale che opposizione sarà la sua? Sarà un'opposizione dura, senza sconti, ma molto costruttiva. La lettura dei dati elettorali ci dice che la sua sconfitta è dovuta, alla candidatura di Mauro Pili. Certi esponenti politici confondono la politica con le carriere personali. E su Berlusconi, che lo vuole più presente nel partito, Cappellacci conclude l'intervista. Credo che sia mio dovere restituire al partito un po' di quello che ho avuto.